competitività e cultura. Venezia e il Veneto possono essere il trampolino di lancio di una trasformazione del modo di fare turismo, attraverso un aumento di competitività che si raggiunge rafforzando la trasversalità, le connessioni e le sinergie tra le eccellenze del territorio. Nell'aula magna dell'Università di Ca' Foscari si analizza la situazione e si tracciano strategie per un comparto basilare della nostra economia. Nel settore turismo, che sono piccole imprese familiari o piccole imprese non organizzate ma solo associate, la figura del manager fa fare quel salto di qualità per poter fare sia il cambio generazionale ma anche pianificare le sfide per il futuro del Paese e nella globalizzazione in cui viviamo. Secondo Michele Tamma, docente di economia e gestione d'impresa e presidente del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari, la competitività del settore non si deve fondare su una guerra di prezzi, ma su altri temi. Produrre contenuti in modo innovativo e anche proporre una miglior capacità di accogliere, gestire la mobilità, rendere insomma l'esperienza di chi ci visita e di chi conosce i nostri territori e le nostre eccellenze un'esperienza molto migliore. In questo, come in altri campi, l'innovazione rimane fondamentale. Il mondo degli alberghi era fatto soprattutto di proprietari che dirigevano, che facevano anche i manager. Adesso sempre più c'è una divisione tra la proprietà e la managerialità, e cioè un direttore residente, e molto spesso le catene hanno sede altrove. Dal convegno è nato il forum annuale su management e turismo per aiutare le imprese ad affrontare le trasformazioni del lavoro, dotarsi di una migliore organizzazione e creare le condizioni per fondare il sistema del nuovo turismo veneto. Secondo noi la funzione di rete è importantissima. Affrontare il futuro insieme significa vincere.